I banchi erano pronti, il cibo scongelato, la fiera franca praticamente allestita. Peggio bloccare che continuare. A questa conclusione è arrivato il sindaco di San Giorgio delle Pertiche in costante collegamento con il prefetto di Padova. L'abbiamo aspettato in piedi tutta la notte ed è uscito che ormai era troppo tardi per sospendere tutto. Siamo stati in contatto costante con la prefettura per tutta la durata appunto della nottata. Pensate quanto sarebbe stato impossibile mandare a casa la gente già qui, mandare a casa ambulanti che erano già qua installati da sabato e pronti per vendere la merce, magari preparata. Penso a chi vende cibi e bevande già preparata e che diversamente avrebbero dovuto proprio gettare. E quindi abbiamo sospeso la fiera come previsto dal DPCM e adottato una misura straordinaria di istituzione di un mercato straordinario, quindi equiparandoci ai mercati che sono già presenti nelle piazze del Veneto già in data odierna. Il Luna Park funziona in questo momento all'interno dell'area della fiera, ci sono circa 3.000 persone. Al posto della fiera un mercato straordinario quindi con i grazie delle varie attività arrivate all'alba. Eravamo un po' preoccupati perché sai, è l'unica fiera che ci hanno permesso di fare. Questa è la prima fiera e anche l'ultima. E dopo siamo fermi come tutti noi fieristi. Purtroppo quest'anno sono state annullate tutte. E adesso cosa facciamo? Stamattina siamo arrivati, magari avevano detto ci rimandano a casa, invece alla fine tutto organizzato bene, entro stasera alle 6 si va a casa, fiera sarà quello che sarà, vista la situazione, apprezziamo il tutto. Unica misura la chiusura anticipata di ogni attività alle 18, unica misura cuscinetto per questo ultimo giorno, spiega il sindaco Canella, che traccia un primo bilancio del giorno clou domenica. Siamo arrivati massimo a circa 12.000 persone contro le 17.000 che erano state autorizzate al piano di sicurezza. Non ci sono stati assembramenti, abbiamo gestito il tutto al meglio. Laddove c'erano dei principi di assembramenti siamo intervenuti immediatamente o con i nostri uomini, con i volontari, oppure addirittura attraverso i droni e le comunicazioni via filodiffusione.